Un nuovo caso ieri in città, un paziente è risultato positivo al coronavirus test, secondo i dati forniti dall'ASP, che recentemente si lascia un po' a desiderare per la certezza dei dati forniti. Ed appunto il caso che è avvenuto ieri, che era stato imputato al comune di Raffadali, ma prontamente in un suo comunicato è intervenuto il sindaco della città, Silvio Cuffaro, chiedendo dettagli sull'interessato e smentendo l'ASP di Agrigento. Dopo un'attenta analisi, l'ASP ha rettificato quanto prima scritto nel report ufficiale e imputato il malato alla città di Agrigento. I tamponi effettuati sono 2.445, per ciò che riguarda i ricoverati in ospedale risultano essere 13, quelle poste in quarantena 73, i guariti salgono a 12 unità, quelli deceduti sono 10. E per l'appunto c'è da registrare un caso a Castrofilippo, una donna di 93 anni, ospite di una casa di riposo, è deceduta nella giornata di domenica manifestando bronchite e febbre alta e subito sono scattati i protocolli di rito da parte dell'ASP che ha effettuato il tampone post mortem per capire se la donna fosse contagiata dal virus. Come prassi, i componenti della casa di riposo sono stati posti in quarantena, circa 30 persone presenti all'interno della struttura, fiducioso il sindaco Badalamenti che non si tratti del Covid, anche perché fino ad ora Castrofilippo non ha presentato alcun caso di contagio. In Sicilia, per l'assessorato regionale alla salute, ad Agrigento vengono dati 127 casi di contagio, mentre resta sempre Catania la prima con 593 casi, sempre in aumento seconda Messina con 358, Palermo in aumento con 327 casi, quindi Enna 293 in aumento, quindi Caltanissetta con 117, Trapani 111 in aumento, Siracusa 87 in calo, Ragusa stazionaria con 58 positivi. Nell'isola i tamponi positivi sono 2.501, più 43 rispetto alla giornata di ieri. I contagiati sono 2.071, più 21. 255 risultano le persone guarite, più 18, e 175 le persone decedute, più 4 unità. Dei 2.071 positivi, 605 sono ricoverati, 53 in terapia intensiva, mentre 1.446 in isolamento domiciliare. Intanto, in tema di coronavirus, la Regione avvia uno screening epidemiologico con test sierologici per contrastare il contagio da coronavirus attraverso un'azione mirata sulla base del parere reso nei giorni scorsi dal Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Covid-19 nell'isola. L'obiettivo del governo Musumeci è quello di monitorare l'andamento del contagio come avvenuto per le altre epidemie. I test serologici ritenuti complementari al tampone, così come indicato dal Comitato Tecnico Scientifico Siciliano, verranno condotti su precise categorie ed esattamente sul personale sanitario si effettuano i test serologici quantitativi, mentre per le persone che popolano le RSA, le CTA, le case di riposo, ad esempio, si procederà con i test sierologici qualitativi, cioè con le carte.